Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione, organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con AIEM. Ringraziamo come sempre tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner che sostengono a vario titolo il festival che quest'anno è giunto alla quarta edizione e ha come titolo Il cambiamento sei tu. Parleremo infatti di cambiamento in queste giornate, abbiamo cominciato ieri e oggi riprendiamo con l'appuntamento del mattino rivolto in particolare agli studenti. Trasmettiamo in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e ci trovate sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo e ringraziamo il pubblico molto numeroso che ci sta seguendo da tutta Italia, siete veramente in tanti, ci fa molto piacere quando vi collegate alle dirette che mettiate anche la città di provenienza, continuate a farlo, vi invitiamo a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per questo importante supporto. In video collegamento con noi abbiamo anche una graditissima sorpresa perché si è collegata questa mattina da Pesaro la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei, che è la dottoressa Donatella Di Paolo. Ben ritrovata Donatella Di Paolo, grazie per essersi ricollegata con noi perché lei fino all'anno scorso era la nostra ospite qui e quindi siamo veramente orgogliosi di aver mantenuto questo contatto, la salutiamo con molto affetto. Ben trovata. Grazie, saluto tutti. È davvero con piacere che mi sono collegata. Ho lasciato il cuore a Vittorio Veneto in tema di cambiamenti. Io sono in cambiamento in questo momento. Cambiamento sei tu. Ecco, in questo momento il cambiamento sono io, però vi ringrazio per avermi invitata a questa quarta edizione, un tema davvero importante. Ho visto già le prime conferenze, sia quella di Matteo Saudino che quella di Maria Rita Parsi, davvero piene di significato. Quindi continuate così, saluto il Comune di Vittorio Veneto, saluto tutti, saluto te prima di tutto perché abbiamo fatto tante conferenze insieme. Saluto Antonella Caldart che ha fatto nascere questo festival, ma anche il Dietro le Quinte, quindi Andrea Maroelli, Martina Agnoli, con la quale ho fatto altre conferenze, e Federico Campodall'Orto che in questo momento mi sta mettendo in visione. Quindi saluto tutti. Grazie dirigente. C'è anche un applauso per lei dalla Non sala. so La ringraziamo e adesso li avete sentiti e li vedete perché oggi in sala con noi, la dirigente sa che questa è una cosa che ci fa particolarmente piacere, ci sono delle classi, sono le studentesse e gli studenti, sono 45 ragazze e ragazzi delle classi terza A e terza B del Liceo di Scienze Umane, accompagnati dai loro docenti Guglielmi, Ceccarelli e Nardin, grazie anche al lavoro della professoressa Gregoris che salutiamo. Quindi invitiamo i ragazzi e le ragazze a farsi sentire. Saluto anch'io gli studenti e saluto tutto il personale della Da Ponte. Quindi se qualcuno è lì presente lo saluto davvero con tanto affetto. Saluti ricambiati e quindi cominciamo questa seconda giornata con questo collegamento con lei. In sala, e la salutiamo, c'è anche Barbara Vian dell'ufficio scuola di Vittorio Veneto e poi qui con noi in studio c'è anche l'assessora alle politiche abitative, turismo, affari generali e patrimonio del Comune di Vittorio Veneto, Barbara Denardi, che invitiamo a raggiungerci qui per un saluto istituzionale. Lunga la strada, scusate.
Buongiorno a tutti, vi porto i saluti miei personali e di tutta l'amministrazione per questo appuntamento del mattino con Educhiamoci, un'iniziativa che è nata, come si diceva, 4 anni fa con la precedente amministrazione. Abbiamo qui Antonella Caldart, che è colei che l'ha voluto fortemente nella precedente amministrazione e che però abbiamo deciso di continuare a sostenere, perché riteniamo un elemento importante non solo per la città di Vittorio Veneto, ma insomma abbiamo sentito che le connessioni sono da tutta Italia, quindi siamo felici di poter offrire questi incontri anche a chi ci segue da casa attraverso i moderni mezzi di comunicazione, visto che ormai anche Facebook è diventato ordinario mezzo con il quale si possono seguire tanti eventi e tante iniziative. Approfitto della presenza dei ragazzi del Liceo delle Scienze Umane per ricordare una persona che è venuta a mancare poche settimane fa, la preside D'Arè, e che di Educhiamoci è stata fedele amica e collaboratrice nelle precedenti edizioni, persona che ha sempre collaborato con l'amministrazione durante tutto il suo percorso da dirigente, e direi non solo con le amministrazioni ma anche con la città in generale, con la comunità vittoriese e non solo, alla quale appunto ritengo anche a nome di tutta la città di Vittorio Veneto di rivolgere un pensiero e un ricordo in questo momento. Parliamo di luoghi oggi, di luoghi dell'educazione. La nostra città è ricca di tanti luoghi di educazione, di tanti tipi, non soltanto i luoghi tradizionalmente intesi come luoghi dell'educazione, come le scuole e gli istituti scolastici, ma mi vengono in mente tantissimi luoghi dove ognuno di noi si forma, costruisce la propria personalità, costruisce la propria socialità e i suoi canoni di rispetto nei confronti degli altri, i luoghi della cultura in primis, che dovrebbero essere sempre luoghi fondamentali per la crescita di tutti noi, ma anche i luoghi dove esercitiamo lo sport, dove le associazioni si ritrovano e quindi aiutano a far crescere quei sentimenti, quelle idee, quegli ideali di solidarietà, di rispetto reciproco. Ma anche il Consiglio Comunale è luogo di crescita e di educazione, e da questo punto di vista approfitto della presenza dei ragazzi per invitarli a seguire anche lì, se vogliono, da remoto le riunioni del Consiglio Comunale, dove spero che possano imparare da tutti noi che cosa vuol dire crescere, cosa vuol dire essere parte di una comunità. Certe volte magari troveranno esempi non particolarmente edificanti, ma insomma ci impegniamo a cercare di lavorare anche su questo. Parleranno gli ospiti di oggi sicuramente anche di altri tipi di luoghi di educazione e di crescita, luoghi altrettanto importanti e fondamentali, e per la cui esistenza e il cui impegno ovviamente tutta la comunità ringrazia, perché anche questi elementi contribuiscono a migliorare la nostra società. Ringrazio ancora anche gli organizzatori di Educhiamoci e vi auguro buona conferenza. Grazie mille Assessora, poi più tardi la inviteremo nuovamente a raggiungerci per porre una prima domanda ai nostri relatori al termine del loro intervento. Entriamo quindi nel vivo di questa seconda giornata. L'incontro di questa mattina si intitola Luoghi per cambiare. Per parlare di questo tema molto importante abbiamo con noi Alessandro Beccagli, Antonella Caldart e Raffaella Da Ros, che ringraziamo sentitamente per la loro presenza e disponibilità e che accogliamo con un applauso. Grazie di essere qui. Ve li presento. Alessandro Beccagli è pedagogista ed educatore professionale, ha lavorato a Roma come educatore di strada e formatore in ambito scolastico. Dal 1993 al 2006 è stato educatore presso il SERD di Conegliano, dove ha avviato e coordinato il centro diurno e contribuito alla creazione del Centro per le dipendenze giovanili di Parè.
Dal 2006 è stato coordinatore della comunità terapeutica per minori e adolescenti con problemi di dipendenza e dal 2018 segue i soggetti fragili inseriti nella realtà agricola dell'Associazione Comunità Giovanile Onlus, di cui è presidente dal 2015. Benvenuto Alessandro Beccagli. Antonella Cardart è stata docente con lunga esperienza in scuole di primo e secondo grado, oltre che CPIA, acquisendo competenze educative anche in Gran Bretagna. Per 4 mandati è stata assessore nel comune di Vittorio Veneto con deleghe ai servizi alla persona ed è stata convinta sostenitrice dell'importanza della formazione a tutti i livelli e quindi ha promosso importanti campagne e occasioni formative, tra cui Educhiamoci stesso, che è nato sotto il suo mandato. Oggi è presidente della Fondazione La Porta, che si occupa di educazione e istruzione a minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita psicofisica globale. Quindi benvenuta anche a Antonella Cardart. E infine abbiamo con noi Raffaella Da Ros, che ha iniziato la sua carriera lavorativa come amministrativa in uno studio notarile, per poi impegnarsi in incarichi politici dal 1990 al 2012, prima nel ruolo di assessore ai servizi sociali e successivamente nel ruolo di sindaco. Dal 2019 è la presidente di Insieme si può, scusate, una storica cooperativa trevigiana nata nel 1983 che ha tra le sue caratteristiche una spiccata presenza femminile e sente di avere nel proprio DNA la mission della ferma convinzione che ogni persona vada valorizzata in base alle proprie specificità. Tra le strutture gestite dalla cooperativa c'è il Centro Futuro Insieme, che si trova a Susegana, dove è istituito un gruppo appartamento e un centro diurno per minori e giovani con crisi adolescenziali e disturbi del comportamento alimentare. Quindi benvenuta anche Raffaella Da Ros. E allora ai nostri relatori diamo a breve la parola, ma non prima di avervi ricordato che potete porre le vostre domande commentando le dirette oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Ci sarà poi uno spazio per le domande al termine della relazione. Ricordiamo anche che c'è un sito dedicato al festival che è www.educhiamocivittorioveneto.it, da cui potete appunto scaricare l'intero programma, dove rimane traccia di tutti gli interventi dei nostri relatori, quindi potete consultare anche le edizioni precedenti e dove trovate i link per partecipare ai prossimi incontri. Allora passiamo la parola ai nostri relatori con una prima domanda stimolo che chiede loro di presentare brevemente il contesto che abbiamo citato, quindi questi luoghi per cambiare rivolti a minori e giovani. Andiamo in ordine alfabetico come la presentazione e quindi Alessandro Beccagli che poi lascia il passo al signore. Okay. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, ben trovati, ringrazio dell'invito, dell'occasione per stare qui con voi. Siamo stati anche qui ieri per sentire Matteo Sadino con i nostri ragazzi, è stato molto interessante, insomma ringrazio anche di questo. Marco mi ha presentato molto bene, tra l'altro abbiamo condiviso anche un pezzetto di strada insieme, un po' di lavoro insieme anni or sono, insomma, con un progetto importante che è nell'ambito di quello che facciamo in comunità giovanile. Allora, diciamo che la comunità giovanile dove lavoro è a Pareddi, Conegliano, è la seconda comunità che si occupa di problematiche di dipendenza nel comune, nel nostro territorio, diciamo così. L'altra comunità che si chiama Piccola Comunità, ma è molto più grande, è quella che sta su al castello di Conegliano. Noi siamo giù in pianura e esiste, la comunità giovanile esiste, è nata, esiste, tuttora resiste, dico io, solo per un unico motivo, per aiutare ragazzi e famiglie a cambiare. Quindi stiamo nel tema di oggi. A cambiare da che cosa? A cambiare dalle difficoltà, dalle problematiche, dagli incidenti di percorso, diciamo noi, insomma, scaturiti dall'incontro precoce che i ragazzi fanno con le sostanze, le più svariate oggi, e da altri comportamenti che portano alla dipendenza e che in qualche maniera creano delle difficoltà di percorso di vita, di salute mentale e fisica, e quindi la comunità giovanile è lì per aiutare questi ragazzi a risolvere queste problematiche, insomma, e quindi a riprendere un proprio percorso. La comunità giovanile è nata più di 50 anni fa, il nostro fondatore era un salesiano, era Don Antonio Prai, un prete operaio
che all'inizio degli anni 70, quindi parliamo di più di 50 anni fa, all'inizio degli anni 70, in un appartamento di Conegliano iniziava ad accogliere ragazzi molto giovani con problematiche psichiche, psichiatriche. Era l'epoca in cui non esistevano dei servizi avanzati come oggi che si occupavano del disagio mentale delle persone e soprattutto dei giovani. Poi dopo ci fu una grande riforma, una riforma storica, forse la riforma più democratica che abbiamo avuto in Italia negli ultimi 50 anni, che è la riforma, credo che qualcuno di voi la conosca, insomma, visto che studiate scienze sociali e umane, la riforma di Franco Basaglia, che ha chiuso i manicomi e ha reso l'approccio alle problematiche della salute mentale molto democratica, nel rispetto dell'unicità delle persone e nel rispetto delle persone che hanno sofferenza mentale. Poi dopo la comunità giovanile, perché erano anni storici quelli in cui iniziava il problema della tossicodipendenza. La comunità giovanile poi a un certo punto per spinte, per necessità, ha iniziato a occuparsi di ragazzi e di persone con problematiche di tossicodipendenza, fin quando i salesiani sono andati via da Conegliano nel 2002 e nel 2003 noi laici, fra virgolette, abbiamo in qualche maniera rilevato la comunità giovanile e ci siamo dedicati, in accordo con i servizi del territorio, ci siamo dedicati unicamente a un intervento precoce rispetto all'uso delle sostanze, quindi a occuparci di minori e adolescenti che avevano problematiche collegate all'uso delle sostanze, alla dipendenza da sostanze e in quest'ultima fase anche alla dipendenza da altre forme che non sono quelle con l'uso delle sostanze, ma sono dipendenze comportamentali, no? Ma questo forse poi ne parleremo dopo. Concludo dicendo questo primo giro che oggi la comunità giovanile è l'unica comunità autorizzata, accreditata in Veneto per accogliere minori con problemi di tossicodipendenza o comunque di dipendenza, ecco, usiamo parola dipendenza, inviati dai servizi per le dipendenze per fare un percorso di cura, di diagnosi, cura e di rimettersi in gioco insieme alle loro famiglie. Io per il momento mi fermerei qui. Grazie. Sempre in ordine alfabetico, quindi Antonella Caldarte. Sì, innanzitutto anch'io saluto tutte le ragazze, tutti i ragazzi e i loro insegnanti presenti. È bello tornare, anche se in un altro ruolo, in questo luogo che effettivamente è un luogo di cambiamento, perché Educhiamoci era stato pensato proprio per studiare, registrare il cambiamento della società in termini di educazione degli adulti, che poi si riverbera sull'educazione dei più giovani, e anche per fornire strumenti per tutti noi adulti per andare nella giusta direzione del cambiamento. Per quanto riguarda l'associazione, è una fondazione oggi che rappresento, si chiama La Porta, ed è una fondazione che si occupa di minori che temporaneamente rimangono senza una famiglia di riferimento. Quindi noi gestiamo 2 comunità educative, una qui a Vittorio Veneto e una a Sarmede, e ci occupiamo, noi? Allora, noi abbiamo una struttura ovviamente con gli educatori professionisti e anche loro sono in perpetuo cambiamento perché seguono l'evoluzione, no? dei giovani. I nostri giovani sono giovani come voi, solo molto più sfortunati perché hanno avuto e hanno delle situazioni familiari tali per cui non sono più in grado di rimanere nel loro nucleo familiare originario e quindi vengono affidati a noi dai servizi sociali piuttosto che dal Tribunale dei minori, in base insomma alle varie situazioni personali, vengono affidati a noi che li seguiamo. I 16 educatori sono poi attorniati e accompagnati da noi volontari. Io sono la presidente, ma di fatto sono una delle volontarie che accompagna la fondazione in questo percorso. Noi compiamo fra poco 40 anni, tra l'altro tutto è nato da Don Gigi Vian, che è stato uno degli artefici della piccola comunità di Conegliano. Perché? Perché, come ci ha detto Alessandro, 40 anni fa non c'erano delle strutture pubbliche capaci di
accompagnare e di farsi carico dei problemi. Allora quello che Don Gigi Vian ha visto è stato che c'erano dei genitori, quindi degli adulti in condizioni con dipendenze, che però avevano dei figli, e questi figli venivano, per così dire, lasciati molto a se stessi, per cui ha pensato di radunare all'epoca veramente alcuni volontari che avessero una famiglia, una capacità di accogliere questi ragazzi. Quindi tutto è nato da questa idea semplice ma geniale, e che poi negli anni si è evoluta fino a diventare prima l'associazione La Porta. Siamo partiti appunto da Sarmede e poi siamo arrivati a Vittorio Veneto con la seconda struttura, e negli anni ci siamo evoluti e appunto ultimamente siamo diventati fondazione. I nostri ragazzi e le nostre ragazze minorenni, poi c'è anche un gruppetto di maggiorenni di cui magari parliamo dopo, però minorenni sostanzialmente, arrivano da noi perché hanno una profonda ferita di fatto, cioè la mancanza di figure genitoriali di riferimento. Per cui il nostro compito primo è quello di accoglierli. Ovviamente ciascuno di loro provenendo dai servizi sociali o appunto dal tribunale, comunque dai servizi sociali, ha un progetto educativo specifico che viene condiviso con gli educatori della comunità e che viene monitorato regolarmente, quindi ognuno di loro, dovete pensare che ognuno è una persona. Per noi è chiaro, diciamo i ragazzi, le ragazze della Porta, però ognuno ha un nome e un cognome ed è una sua storia, una sua personalità ed ha un suo progetto di crescita. Sono ragazzi, alcuni entrano a 6-7 anni, escono a 18, altri in 2-3 anni riescono a recuperare se stessi. Parallelamente i servizi sociali lavorano con le famiglie, perché l'obiettivo non è quello di tenerli, di isolarli dalla loro famiglia per sempre, ma è quello di reinserirli o nella famiglia originaria o in parte di una famiglia, e se non la troviamo e se non è possibile anche in qualche famiglia affidataria, comunque di farli rientrare in una famiglia come tutti noi, che è la famiglia che tutti noi conosciamo. E quindi i percorsi variano la durata dei percorsi varia in base alla tipologia di problematica che il ragazzo o la ragazza sta vivendo. Ecco, noi lavoriamo con questo spirito, poi ne parleremo magari proprio di favorire il cambiamento, ma si capisce già, no? Se uno arriva con un problema è chiaro che cerchi di trovare le strategie per portarli verso il cambiamento personale fino alla loro autonomia. Io dico sempre che la nostra finalità è quella di aiutare questi giovani, questi bambini, ragazzi, adolescenti, in base all'età, ad acquisire quegli strumenti che permettano loro di diventare capaci di scegliere liberamente e consapevolmente il loro futuro, quindi diventare uomini e donne libere. Grazie Antonella Caldart. Raffaele D'Arosso. Buongiorno, è una grande emozione per me, insomma, essere qui con voi, e vi ringrazio veramente dell'invito e un plauso a questa bellissima iniziativa che l'amministrazione sostiene convintamente da qualche anno, e mi auguro che possa avere ancora dei percorsi molto lunghi. Perché? Perché io rappresento una cooperativa da pochi anni, tra l'altro la presiedo, Insieme si può, è una cooperativa che nasce 40 anni fa e che annovera tra i suoi soci circa 1300 persone più o meno, insomma, no? Che hanno varie competenze al nostro interno. Nasce 40 anni fa la cooperativa per dare, diciamo così, lavoro alle donne in un momento di cambiamento sociale in cui per la donna era necessario, opportuno, ci auspicavamo che insomma, per lei la società avesse un riconoscimento diverso rispetto ad essere la figura materna all'interno dell'ambiente familiare.
e quindi ha cercato la cooperativa, la sua presidente storica, insomma, di dare dignità al lavoro delle donne e riscatto alle donne rispetto al loro ruolo all'interno della società. Quindi cogliendo alcune esigenze proprio vivendo all'interno delle nostre comunità. E lo spirito che ha guidato sempre la cooperativa è stato proprio questo: vivere all'interno delle comunità attraverso i suoi soci, ma instaurando relazioni fattive di collaborazione, di confronto con le pubbliche amministrazioni, dalla regione alle aziende ULSS, ai comuni, il nostro punto di riferimento principale, con i quali confrontarci sui bisogni delle comunità. E da lì sono stati avviati, attraverso questi confronti, la cooperativa ha seguito molti progetti giovani del territorio, in particolare anche qui a Vittorio Veneto, e abbiamo sempre trovato un'amministrazione disponibilissima nei confronti dei giovani, con i quali l'unico motivo di confronto è sempre stato quello: come possiamo cogliere i cambiamenti di questa società e offrire progettualità, offrire speranza, futuro ai nostri giovani. Ecco, e quindi noi ci interfacciamo un po' con queste modalità. Futuro Insieme nasce proprio dal confronto con le amministrazioni comunali, con i sindaci, gli assessori dei servizi sociali, dal confronto con le aziende ULSS, in particolare l'ULSS 2, e anche dalla esperienza che molti professionisti della cooperativa in diversi anni di lavoro avevano maturato rispetto all'adolescenza e la preadolescenza. E quindi qui l'idea di creare un centro individuando nei giovani un crescere della difficoltà rispetto ai disturbi del comportamento alimentare, ecco l'idea di far nascere un centro che accoglie proprio adolescenti e preadolescenti che necessitano di un supporto in un periodo di vita per loro difficile, e che quindi cercano la possibilità di poter fare appunto un percorso terapeutico che li aiuti ad uscire da questa difficoltà in cui si trovano per vari motivi. Ecco, quindi 2004 nasce questo centro, nel 2024. Attualmente è l'unico centro che si occupa di disturbi del comportamento alimentare, accoglie 4 ospiti dell'ULSS 2, scusate, ecco, accoglie 4 ospiti in residenzialità fino ad 1 anno, quindi per un percorso importante, e accogliamo circa 20 persone in diurno con dei percorsi terapeutici studiati proprio a seconda delle necessità degli ospiti che accogliamo. È un lavoro importante di un'equipe formata di educatori, di psicologi, di medici, dal nutrizionista al neuropsichiatra, ed è un centro che affina quotidianamente le sue tecniche, diciamo così, riabilitative, facendo sinergia con tutti gli enti in qualche modo coinvolti da questa realtà, in particolare l'ULSS, i comuni, mi viene in mente la conferenza dei sindaci con la quale si lavora, si programma, si pensa, anche si finanzia, ecco, perché poi per poter in qualche modo accogliere servono anche dei finanziamenti, e credetemi che in tanti anni le persone che abbiamo aiutato sono tante, ed è una grande emozione ogni volta che accogliamo un vostro coetaneo e lo aiutiamo in un percorso di vita per poter poi riaffrontare, ecco, la vita in serenità e piena autonomia.
Grazie Presidente. Quindi ci tenevamo alla presenza dei ragazzi per far conoscere questi luoghi, ma anche queste professionalità per le quali loro stessi si stanno formando. Quindi dopo questo primo giro di presentazione dei contesti, molto utile per orientarci, la domanda successiva è: ma come si realizza un cambiamento in situazioni di tale fragilità, e quindi come fate proprio operativamente, ma anche qual è l'idea di cambiamento, qual è la filosofia di cambiamento, qual è la prospettiva? Ecco, qualche accenno l'avete fatto, ma vi chiedo di approfondire questo tema. Poi abbiamo un altro giro o c'è solo questo? No, scherzo. Poi le domande. No, ci stiamo. Brevemente, e poi però vorrei far parlare direttamente chi ha vissuto il cambiamento. Noi in occasione del 40° nostro compleanno come associazione comunità giovanile abbiamo prodotto un testo e abbiamo raccolto un po' di testimonianze. Volevo appunto senza annoiarvi troppo, insomma, leggere una testimonianza di una ragazza e poi un altro trafiletto che parla direttamente di come lei si è sentita in cambiamento nel suo percorso. Questi luoghi, il luogo che io rappresento, ma credo di parlare anche per gli altri, come hanno detto già gli altri ospiti, sono luoghi dove si svolge un lavoro professionale, non ci si improvvisa, quindi ci sono dei professionisti. Noi in comunità giovanile abbiamo educatori, abbiamo 2 psicologhe, una che si occupa dei ragazzi e una che si occupa solo delle famiglie, dei ragazzi, abbiamo uno psichiatra, perché abbiamo ragazzi sempre più con difficoltà psichiche che vanno anche aiutati in una prima fase con un trattamento anche medico-farmacologico, e abbiamo un insegnante di musica, abbiamo i volontari, abbiamo insomma un'equipe multiprofessionale, ma soprattutto la colonna portante sono gli educatori professionali che vivono quotidianamente con i ragazzi. E vivendo quotidianamente, io dico, cercano di far sentire la voglia di vivere, portando quello che è la loro vita. Allora la cosa importante, soprattutto per chi si affaccia a fare questo mestiere qui, è quello di imparare, di apprendere i contenuti tipici delle singole professionalità di aiuto, ma la cosa più importante è che voi capiate è che bisogna capire chi si è e in qualche maniera avere una consapevolezza di sé come adulto da testimoniare e far sì che faccia esempio rispetto a persone che stanno in difficoltà. Io credo che questo sia l'ingrediente più importante e noi chiediamo questo ai nostri educatori, quello di essere bravi educatori, ma in qualche maniera di portare le loro esperienze di essere d'esempio. In comunità giovanile si entra molto spesso intossicati da sostanze o comunque si entra dalla strada, si entra dal ricovero ospedaliero, quindi si entra in una situazione di disagio, una situazione critica, diciamo così. E quindi la prima fase è una fase di assestamento, dura circa 2 mesi, nella quale noi cerchiamo di aiutare i ragazzi, molto spesso minori o anche maggiorenni fino ai 21 anni di solito, non di più. Io dico a mettersi comodi, svuota le valigie, mettiti comodo, vai al bagno, dormi bene e prova a fidarti di chi ti sta aiutando giorno dopo giorno ad alzarti la mattina e avere una giornata con un ritmo, con una costanza, con degli impegni. I nostri ragazzi vengono appunto da situazioni nelle quali si è perso il ritmo, si è perso l'equilibrio della vita, perché a un certo punto, quando si incontrano le sostanze in maniera molto precoce, tutto si ferma. Cioè, avete presente quando un bullone o una vite si arrugginisce dentro il dado e non si riesce più a girare, no? Non si riesce più a svitare? Non so chi di voi ha provato questa cosa. Molto spesso si usa un prodotto che si chiama Svitol, è un olio a spruzzo che in qualche maniera aiuta a sgrippare. Ecco, forse il ruolo nelle prime fasi dell'inserimento in comunità giovanile, il ruolo della comunità giovanile è quello di fare lo svitol, di provare a sgrippare qualcosa che si è inceppato. E che cos'è che si è inceppato nella vita di questi ragazzi? Si è inceppato come dire, la normale evoluzione e il fatto che gli adulti che gli stavano vicino, a partire dai genitori, non sono stati in grado di poter in qualche maniera accogliere
le fatiche, le sofferenze, un ascolto emotivo. Apro una parentesi, soprattutto ai ragazzi che sono qua. Se c'è un disagio cosiddetto giovanile è perché c'è un disagio più ampio, ok? Non esiste per me il disagio solo giovanile, esiste il disagio di questa nostra società di oggi che ci dà tante opportunità, ci dà tante cose, ma forse ci sta anche togliendo alcune cose, insomma, no? Quindi il mondo adulto, soprattutto quando i genitori incontrano delle difficoltà di percorso lavorativo, familiari, di salute mentale, chiaramente diventa un determinante, diventa un fattore di rischio per i bambini e per i ragazzi che crescono. Poi in alcune situazioni, come quelle che appunto ci ha rappresentato la Presidente della Porta, ci sono alcuni provvedimenti proprio di trovare momentaneamente una famiglia alternativa. In altre situazioni come le nostre si fa un intervento molto più specialistico proprio per cercare di risolvere le difficoltà che questi ragazzi hanno incontrato. Quindi nei primi mesi ci si disintossica se si arriva intossicati e ci si stabilizza e facciamo tutto il lavoro di diagnosi, perché la cosa importante è che i ragazzi così giovani che arrivano da noi molto spesso, anche se hanno avuto contatti con i servizi, perché a noi vengono inviati dai servizi, principalmente dai servizi per le dipendenze, i famosi SERD, sono ragazzi che in qualche maniera non hanno mai avuto un rapporto continuativo con i servizi e non sono stati mai in qualche maniera valutati approfonditamente. E quindi noi abbiamo tutto un protocollo, tutta una serie di test, tutta una serie di metodiche che in situazione residenziale, che ci fa vedere molto, perché un conto è vedere un ragazzo in un colloquio in un'ora, in uno studio di uno psicologo, di un medico, di uno psichiatra, un conto è viverci quotidianamente. Quindi a fianco all'intervento specialistico diagnostico c'è tutta l'osservazione che gli educatori possono fare e tutto questo insieme di cose, dopo un paio di mesi, 2 o 3 mesi, far sì che noi restituiamo al ragazzo, alla famiglia e ai servizi invianti quello che abbiamo visto per poi orientare un percorso successivo, che molto spesso continua in comunità giovanile perché ce ne sono le necessità, ma altre volte diciamo no, ci fermiamo qui, forse è meglio che torni a casa, o forse è meglio che vai in un'altra comunità, o forse è meglio altre cose. Quindi il nostro lavoro è un lavoro molto specialistico nella prima fase e dopodiché se si rimane in comunità giovanile c'è tutto un percorso più lungo. Alcuni percorsi noi in passato sono durati anche 4 anni, adesso sono molto più rapidi, molto più corti. Si fa tutto il lavoro di reinserimento, come è stato detto prima, di riallenarsi alle cose della vita. E che cosa sono le cose della vita? Per chi ha interrotto il percorso scolastico, riandare a scuola, per chi l'ha terminato o non vuole andare a scuola, provare a fare un percorso formativo per avviarlo al lavoro, per riprendere attività sportiva, attività musicale, ritrovare un gruppo di amici o ritrovare gli amici che in qualche maniera sono stati persi a causa di questo ingrippamento, come ho detto io, e soprattutto la cosa che stiamo vedendo, i ragazzi a un certo punto ci dicono ma iniziate a vedere le nostre famiglie non solo per fare dei colloqui così di conoscenza, ma anche per aiutarla a stare meglio. E spiegate loro che cosa stiamo facendo noi, perché loro non capiscono se glielo dico io. E quindi molto spesso in un momento più avanzato del percorso terapeutico facciamo anche dei momenti di terapia familiare, vera e propria terapia familiare con il ragazzo, la nostra terapeuta della famiglia che appunto è di impostazione sistemico-familiare e la famiglia stessa. Ci sono ragazzi che anche a 19-20 anni hanno terminato il percorso e hanno deciso di non tornare nel loro territorio di appartenenza. Noi riceviamo ragazzi da tutta la regione Veneto, qualcuno anche da fuori regione, ma poca roba, e molti ragazzi da Vicenza, da Verona, da Mestre, da Belluno decidono di rimanere nel nostro territorio, ma non perché a parte il nostro territorio è bello, no? Come abbiamo ragazzi dalle aree metropolitane che quando vengono qua dicono che bello qua, vediamo il verde, no? Però abbiamo ragazzi che decidono di rimanere nel nostro territorio per 2 motivi. Primo, per non riavvicinarsi agli elementi di rischio che li hanno portati a diventare dipendenti dalle sostanze o comunque e tutti gli altri comportamenti devianti, perché poi voi lo sapete, insomma, quando si usano le sostanze si entra nel circolo
del circolo della dipendenza si innescano tutta un'altra serie di situazioni, ragazzi che appunto fanno furti, ragazze che si prostituiscono per trovare soldi, a parte che oggi le sostanze costano anche molto meno e sono molto più reperibili e questo è un grande fattore di rischio, però insomma non si riavvicinano al loro percorso di vita, alla loro situazione di vita originale, ma decidono di rimanere qui, e anche perché forse hanno trovato nella comunità la possibilità di avere un supporto anche dopo, durante la loro vita, insomma. Io, se ho un altro minuto, Marco, io a questo punto, perché penso che veramente forse la testimonianza che voglio leggervi fa capire meglio di che cosa sto parlando, e quindi vi chiedo l'attenzione di poter in qualche maniera ascoltare questa parte di questa testimonianza di Francesca, che è stata una ragazza che ha fatto con noi un percorso molto lungo, insomma, e ci ha lasciato questa testimonianza che noi abbiamo pubblicato insieme ad altri, insomma, no? Spero di non emozionarmi, perché insomma ancora mi emoziono. Lei dice, tra le altre cose: durante il mio percorso comunitario incontrai diversi operatori e psicologi. Alcuni li amai, altri li odiai. Alcuni mi aiutarono di più, altri di meno. Mentre Paola e Michela furono per me figure emozionali, Chiara e Alessandro furono due esempi di aiuto molto più pratico e concreto. Nella mia esperienza loro furono le figure di riferimento per quel che concerneva la vita di tutti i giorni, i doveri, i piaceri, le possibilità pratiche e anche le relazioni con l'altro fra virgolette. Furono la mano che tenni nell'attraversare quel ponte che andava tra la vita pre-comunità e la vita dopo. Chiara fu per me anche un modello, prima di ragazza e poi di donna, equilibrata, buona, comprensiva e anche un'amica con cui farsi una bella risata. La comunità è stata per me tutte le persone presenti nel percorso e sicuramente non di meno lo sono stati i miei allora compagni di tutti i giorni. I ragazzi con cui insieme abbiamo vissuto, dormito, mangiato, fatto le gite, perso e trovato sigarette, fatto giardino, cucina, gambusa, tenuto segreti, fatto la spia, coperto le spalle, pianto, ma anche riso come se non ci fosse un domani. Abbiamo suonato, giocato a carte, mangiato angurie l'estate e imparato lo snowboard d'inverno. Ci siamo misurati l'uno e l'altro, abbiamo avuto dinamiche pseudo-familiari da affrontare, abbiamo fatto l'orto e giocato a pallavolo, abbiamo suonato strumenti e dipinto insieme, abbiamo fatto cazzate, ci siamo amati e odiati e ci siamo mostrati di mille e mille emozioni e reazioni, dall'amore all'odio e tutto quello che ci sta in mezzo. E tutto ciò è solo una piccolissima parte di quello che vivemmo insieme. E forse è per questo che ancora dopo 15 anni ci scriviamo sempre e ci vediamo ancora. Vorrei terminare con un piccolo paragrafo dedicato a chi è in comunità ora e sta valutando l'idea di entrarci. Per me l'esperienza è ormai parte del passato e, come ho detto all'esordio del mio scritto, per me è un'altra vita. Ciò nonostante ricordo molto bene come stavo, come mi sentivo e cosa pensavo allora. Credo che per molti, mentre ci sei dentro e ci sei troppo dentro, ci sei troppo dentro, non riesci ad avere una visione chiara e complessiva di quello che stai facendo. Anche con gli amici che mi sono rimasti dai tempi della comunità, e non sono pochi, ci ricordiamo sempre come fosse difficile starci, anche se nel tempo, dopo la comunità, ci abbiamo sempre pensato con tanta nostalgia e all'epoca non eravamo felici e contenti di stare lì, non era facile. Quanti hanno lasciato, se ne sono andati e tornati. Era dura stare lì tutti i giorni, in un mondo chiuso, dove hai pochi contatti con l'esterno e con quello che era stata la vita fino allora. Le regole, la routine, psicologi, operatori, gruppi su gruppi. Non era una passeggiata, ma credo che più o meno tutti sapevamo cosa c'era fuori di lì. Avevamo un'intuizione dentro che non sarebbe stato meglio uscire e fare da soli. E in questo senso è importante trovare il buono che si fa, quel famoso sano egoismo, fare quello che davvero ti fa stare bene, ti fa stare meglio, capire cosa davvero ti piace, seguire i nostri interessi e aspirazioni. A livello introspettivo è questo il luogo dove si può essere curiosi, esplorare come si reagisce e perché, come ci si relaziona. Si può indagare se ci sono meccanismi che fanno interpretare male le persone attorno a noi e quel che ci succede. Insomma, qui si apre un oceano e chi più ne ha più ne metta, e concludo. Ad ogni modo, la comunità non è un fine o un obiettivo, ma è l'opportunità di acquistare in modo relativamente avvantaggiato degli strumenti che poi una persona potrà usare durante tutta la sua vita. E visti i vantaggi della faccenda, io direi che sarebbe meglio esercitare un po' di pazienza di quella che si pensa di avere, di darsi più tempo se si è confusi e in questo modo di affidarsi a chi è lì.
e non c'è troppo dentro e ha una prospettiva molto diversa dalla propria e sicuramente meno confusa della propria. Poi i cambiamenti arrivano e davvero ci si può liberare da ancore che avrebbero reso la vita, o per chi è più fortunato, il percorso molto più difficile. E a un certo punto uno si guarda indietro e passo dopo passo vede di essere arrivato lontano e che i bisogni che credeva di avere non sono più gli stessi. Dalla fine della comunità ho vissuto nel Regno Unito per 10 anni, dove mi sono anche laureata. Adesso ho una famiglia in cui parliamo 2 lingue e con cui vivo in un paese in Medio Oriente che sembra addirittura un altro pianeta. Ho i miei alti e bassi come tutti, certo, ma quando mi guardo attorno so che questa è la mia vita. Grazie. Antonella Caldarte. Adesso mi fate parlare, che è salita l'emozione, perché la storia di Francesca è molto simile alle storie dei ragazzi che noi incontriamo e che accompagniamo. La nostra è una comunità educativa, quindi ovviamente è un livello inferiore come forza degli interventi, ma comunque sono interventi molto importanti. Come abbiamo sentito, e credo che sia rappresentativo, no, di ciò che noi rappresentiamo oggi, il primo cambiamento sta nel fatto che questi ragazzi vengono spostati dalla loro famiglia e quindi fisicamente da un luogo fisico, dalla loro casa, in una nuova casa. A noi piace parlare proprio di case. Allora, mediamente i nostri ragazzi provengono da situazioni culturali, sociali povere, di povertà culturale e sociale, il che molto spesso è legato anche a una povertà di contesto, anche fisico. Allora provate a immaginare voi che venite in una scuola bellissima, recentemente ristrutturata, entrate ogni mattina in queste aule luminose, il vostro liceo è appena stato, anzi voi credo che dobbiate ancora rientrare, no? nella sede centrale, comunque avrete un luogo accogliente. Ecco, questo è molto importante, cioè la fisicità del luogo. Le nostre 2 comunità sono 2 comunità belle, anche da vedere, da sperimentare. È importantissimo questo, perché se voi al mattino entraste in un'aula mezza con tutte le crepe sui muri, tutta scarabocchiata, dove non entra la luce del sole, cioè vi sentireste già male, no? Il luogo ti mette già in una situazione di agio anziché di disagio. Ecco, il primo cambiamento che i nostri ragazzi provano è proprio questo: entrare e trovare un luogo bello e quindi accogliente. Un luogo dove ci sono educatori e educatrici che li accompagnano, come noi non diciamo come dei genitori perché non sono genitori, ma sono proprio degli accompagnatori che li prendono per mano e cercano di far loro recuperare quella sensazione di ciò che loro sono, perché di fatto sono tutti bambini, bambine, ragazze e ragazze con un proprio vissuto. Un luogo bello, accogliente, con regole chiare, che è un altro tema, no? Quello della mancanza di regole o di regole sbagliate delle famiglie da cui provengono. Per cui il primo proprio cambiamento secondo me è il cambiamento fisico, cioè di sentirsi a casa. Le nostre sono 2 comunità dove, se voi venite a vederla, una è qua dietro, c'è una grande cucina dove si cucina per tutti, un grande salone dove si passa il tempo libero e dove ci sono gli angoli per studiare, ci sono tante camerette, cioè è come una casa ingigantita, dovete immaginarla, no? Però noi teniamo tantissimo al fatto che siano case. Sabato e domenica inauguriamo la sede ristrutturata della prima casa, quella di Sarmede, e vi assicuro che ogni qualvolta io entro in questi giorni per preparare le ultime cose mi emoziono, perché è un luogo bellissimo. Abbiamo recuperato, non so, i travi vecchi, i pavimenti di legno, quindi è veramente accogliente, ti senti una coccola quando entri. Ecco, per un ragazzo che viene da situazioni difficili, entrare in un luogo così accogliente senza dubbio è di aiuto, e questo è il primo cambiamento. Il secondo cambiamento è il rapporto che questi bambini, i ragazzi, hanno con l'adulto. Perché? Perché, ripeto, loro sono ragazzi e ragazze ferite, l'ho usata anche prima questa parola, no? Ferite dalla loro esperienza familiare di provenienza. In questa ferita
il genitore non è una persona che dà loro fiducia, anche se inconsciamente non lo sanno. Se consciamente non lo sanno, ma inconsciamente sentono questa ferita profonda. Quindi manca il rapporto sano con l'adulto. Da noi l'obiettivo che i nostri educatori hanno è quello di ristabilire un rapporto sano, quindi di fiducia. Nel momento in cui, e ci vuole del tempo perché come vi ho detto prima c'è chi rimane molti anni, nel momento in cui viene recuperata la fiducia nei confronti dell'adulto c'è un cambiamento enorme, perché voi capite che non ci si sente, se tu hai fiducia in qualcuno, soprattutto qualcuno di riferimento, ti senti sicuro, recuperi anche la fiducia in te stessa e questo senza dubbio è un punto sostanziale, determinante. E poi c'è un terzo cambiamento che noi cerchiamo di favorire, che è il cambiamento del rapporto con quella che io chiamo la comunità educante. Cioè i nostri ragazzi vengono aiutati a capire che fanno parte, che non sono, come posso dire, se posso usare questa metafora che ha usato anche Bauman nel suo libro Vite di scarto, che non sono scarti, quindi non sono destinati a vivere in comunità, ma che fanno parte di una comunità educativa, ma che fanno parte di una comunità più ampia, quindi della società, chiamiamola, che per loro parte proprio dalla scuola, perché ciascuno di loro ha un proprio percorso scolastico e si inserisce nelle vostre classi. Magari anche nella vostra scuola ci sono stati alcuni ragazzi negli anni presenti e non vengono timbrati con il segno provengo dalla porta, no? Cioè loro il nostro obiettivo è che siano sempre più integrati. Per loro non è così normale, cioè per voi è normale entrare in una classe e sentirvi parte della classe. Per chi ha vissuto situazioni di emarginazione sociale, essere accettati e divenire parte della comunità anche scolastica è difficilissimo. In questa scuola proprio, dove normalmente arrivano i ragazzini che sono qui a Vittorio perché hanno di solito l'età proprio della scuola media, abbiamo tante situazioni, tante storie che potremmo raccontare di quale sia stato il rapporto. Primo con la scuola, arrivi in classe, tutti ti guardano perché chiaramente sei iperattivo, fai fatica a concentrarti, magari sei indietro con le conoscenze e quindi la reazione magari è ti isolo un po' e il ragazzino come reagisce? Da bullo e il bullo poi provoca ulteriore isolamento eccetera. Però negli anni, e devo dire la verità, grazie al lavoro nostro d'origine ma fatto in accordo con gli insegnanti e qua veramente ne abbiamo avuti anche con la preside che ci sta seguendo da Pesaro, ne abbiamo avuto dei casi specifici, i ragazzini un po' alla volta recuperano questa sensazione di far parte di una comunità. Abbiamo poi i più grandi. Prima ho detto 2 comunità educative per minori, poi abbiamo il cosiddetto appartamento di sgancio, cioè quando un ragazzino compie 18 anni teoricamente non è più in carico al comune che ce lo ha inviato, quindi teoricamente dovrebbe essere abbandonato a se stesso. Per fortuna la sensibilità dei nostri comuni, noi lavoriamo Veneto e Friuli sostanzialmente, cioè i ragazzi, i bambini provengono da zone del Veneto e del Friuli, è tale, la sensibilità è tale per cui ci danno la possibilità, anzi danno la possibilità a questi ragazzi di continuare, di concludere il percorso. Può essere la conclusione del percorso scolastico, perché a 18 anni magari non hai già finito la quinta, oppure se hanno intrapreso percorsi lavorativi, li aiutiamo ad inserirsi nelle aziende e a divenire autonomi. Abbiamo anche un appartamento poi successivo a questo stadio, quando escono dalla comunità, dove magari 2 o 3 si trovano insieme e diventano autonomi anche nella gestione, perché devi anche imparare a gestire la tua quotidianità, la vita, no? Quindi vedete, è proprio una storia vostra solo di ragazzini che partono con ferite molto molto più profonde. Allora, la metafora che a me viene in mente quando parlo dei miei ragazzi del cambiamento è in questi termini, no? Io vedo che nella cultura occidentale abbiamo
la cultura della linearità, cioè tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Noi nasciamo e moriamo, le cose vengono prodotte e poi vengono distrutte, spesso diventano proprio immondizia, diventano scarto e così via. Ecco, il nostro concetto non è questo, non è che un ragazzo perché entra in comunità sia deterministicamente destinato ad essere scarto, passatemi la metafora, quindi ad essere isolato, a divenire un problema per la società. Io penso invece che il modo in cui noi lavoriamo sia paragonabile alla concezione orientale della vita, cioè è circolare. Quindi noi abbiamo un punto di inizio, però non abbiamo come punto finale la fine, quindi l'insuccesso di quella persona che effettivamente ha tutti gli ingredienti per sembrare destinata a divenire un problema sociale, ecco. Noi lavoriamo perché ci sia circolarità, cioè perché le sue potenzialità rientrino nel circolo della vita, quindi nel circolo della società civile, nel circolo della comunità, e venga a lui e a lei data la possibilità di riscattarsi, di dimostrare ciò che è. Abbiamo sentito la storia di Francesca, pensate ancora di più, no? I ragazzi che sono dipendenti da sostanze, come si devono vedere in un tunnel nero, ecco, e chiuso e finale. Invece noi lavoriamo per dar loro la possibilità di questa circolarità. Quindi li consideriamo non scarti, li consideriamo risorse, e su questa risorsa lavoriamo con professionalità, molto importante da dire, perché anche noi abbiamo, come dicevo prima, gli educatori professionisti, e poi con questa rete di volontari che è molto importante, perché quello che noi cerchiamo di fare, noi non ci intromettiamo ovviamente sul percorso educativo del bambino, del ragazzo, noi cerchiamo di fare da ponte tra ciò che succede in comunità, la sua vita in comunità, e l'esterno. Per esempio, qui dentro l'anno scorso abbiamo concluso un progetto dove i nostri ragazzi avevano fatto dei giri nel Veneto per conoscere varie località, hanno incontrato i ragazzi dei centri giovani di varie città, ma soprattutto hanno visto il bello, no? Avevano una guida professionista. Quando hanno concluso il loro percorso abbiamo detto raccontiamolo, e quindi abbiamo organizzato con questa scuola il momento finale dove i nostri ragazzi hanno raccontato le loro esperienze, i ragazzi della Da Ponte li hanno accompagnati con la musica, hanno preparato le scenografie insieme al centro giovani, quindi un'esperienza reale di essere parte della comunità. Oppure per i più grandi abbiamo un'azienda del territorio, la zona industriale, che fa un lavoro eccezionale, cioè ci chiede di mandare da loro un ragazzo alla volta che viene affiancato, attenzione, da un loro lavoratore, per esempio nel magazzino. Ma questo lavoratore lo fa come una forma di volontariato, e l'obiettivo dell'azienda è quello di favorire il welfare aziendale, in modo che la persona, il lavoratore, diciamo, no, dell'azienda di turno, si senta veramente umano. Loro parlano di umanizzazione del lavoro, ed è un'esperienza bellissima sia per l'anziano, perché sono quasi tutti anziani che accompagnano questo nipote acquisito, sia per il giovane che si sente accolto, badato e accompagnato in un'esperienza pratica. È bello questo. Grazie a voi. Grazie Antonella Caldart, Raffaele De Rosso. Due esperienze, ecco, in realtà bellissime di questo territorio e molto emozionanti. Anche Futuro Insieme, nel suo piccolo, è un luogo, anche qui volutamente accogliente, sembra di entrare in una casa. Cerchiamo di curare nei minimi particolari un po' gli arredi, l'attenzione che diamo un po' ai ragazzi e alle ragazze che in qualche modo ci vengono inviati, e cominciamo da subito in qualche modo a cercare di instaurare delle relazioni
con il ragazzo o la ragazza, insomma, per capire effettivamente dove sta in quel momento in cui entra nella nostra struttura. Dove sta il sé di questa persona, di questo ragazzo? Sono generalmente ragazze e ragazzi che ci vengono, che già hanno affrontato un percorso nei servizi, quindi già frequentano a livello ambulatoriale alcuni servizi messi a disposizione dell'azienda ULSS, ma sono percorsi che non hanno sortito, ecco, gli effetti sperati e desiderati. Devo dire che in questo ultimo periodo accogliamo anche ragazze e ragazzi, si dice post-acuzie, vengono definiti così, escono da un percorso ospedaliero di riabilitazione. Quindi a volte, ecco, è forte vedere la situazione di questi ragazzi. Pensate solo a un sondino, no, nasogastrico con cui devono rapportarsi quotidianamente. Però quello che dobbiamo fare è proprio farli sentire a loro agio, accoglierli e insieme, ma soprattutto anche insieme alla famiglia, ai genitori, intraprendere un percorso riabilitativo, rieducativo, nel nostro caso soprattutto dal punto di vista anche alimentare, che non è una cosa di poco conto. Noi quindi è un'esperienza un po' a sé, quella di Futuro Insieme, anche qui è un cambiamento rispetto alle proposte che si trovano nelle varie strutture che affrontano i disturbi del comportamento alimentare. Noi gestiamo insieme ai ragazzi la preparazione dei pasti. Quindi, come fossimo a casa, a volte credo che almeno mia mamma, mio papà mi chiedevano cosa vuoi mangiare per pranzo, no? Quindi questa attenzione cerchiamo di porla costantemente, quotidianamente, in ogni momento della giornata, proprio per far assaporare i profumi, gli odori, i gusti anche del cibo che per diversi motivi viene rifiutato e quindi con conseguenze gravi e a volte gravissime sulla persona. Vi riporto un passaggio di una nostra utente, insomma una nostra ragazza che è passata attraverso la nostra comunità e dice così: è così difficile guardarsi indietro e non sentire la sofferenza che riempiva il mio cuore e le mie giornate. Occhi spenti, capelli e unghie spezzate, respiro affannoso, svenimento, non riuscire a fare le scale. Pianti, dolori, conti, schemi mentali, numeri, bilancia, peso, iperattività, movimento, ospedali, flebo, esami, aghi, un incubo. Ecco, questo vi dà l'idea un po' di come arrivano affaticate, no, le persone da noi. Non ti ho mai dato il permesso, anoressia, di entrare nella mia vita, ma nel momento di più totale debolezza hai rotto ogni barriera e ti sei insinuata subodalmente, hai invaso mente e cuore. Mi hai sciupata, prosciugata, trasformata nelle peggiore versione di me. Quindi il nostro impegno è quello di far riacquisire la fiducia in se stessi ai ragazzi che accogliamo. E però in termini di cambiamento, un po' come si diceva, no? Ammesso che i disturbi alimentari sono vere e proprie malattie e bisogni, e bisogna considerarli come tali, la chiave è la volontà di uscirne, di circondarsi di persone pure e che trasmettono serenità, senza giudizio e senza alcun tipo di ansia e angoscia. Ma la cosa che permette di riemergere, riprendere in mano la vita, è ritornare in piedi, e ritornare in piedi è l'affidamento a persone competenti. E qui torniamo, no?
che possono prendere tutte le debolezze, paure e difficoltà e renderli in punti di forza e possibile guarigione. Ritornare a vivere si può, gli alti e bassi ritornano, ma la resilienza viene sempre. Io credo che questa sia una testimonianza da brivido, no? Non ho letto alcune parti in cui si valorizza molto anche il valore e il lavoro dell'equipe, che è fondamentale far sentire accolte le persone, è fondamentale condividere per loro un progetto di vita, seppur dentro a un luogo specifico e per un periodo ben definito. I progetti di vita vengono definiti insieme a loro, no? Quindi le varie tappe della loro permanenza all'interno della comunità vengono un po' condivise, costruite insieme, certamente con il supporto dell'equipe professionale, no? E la cosa bella poi di questo luogo è che è inserito all'interno del centro residenziale di Susegana. Quindi si ha la possibilità di uscire, di instaurare relazione, di non rimanere isolati all'interno della struttura. I ragazzi vengono accompagnati a scuola oppure seguiti nei percorsi scolastici, accompagnati fisicamente anche, intendo, perché a volte per loro è difficoltoso, o comunque seguiti nei vari percorsi che quotidianamente fanno, accompagnandoli alla corriera, aspettandoli al ritorno con la pasta calda sul piatto e quindi dando un senso proprio di accoglienza all'interno di una famiglia. Con i genitori viene fatto un lavoro importante. Un genitore scriveva proprio a giugno dell'anno scorso che era convinto che nessun uomo fosse invincibile, dotato di uno spirito forte e coraggioso, demotivato, non riusciva perché dice forse credevo che prima di chiunque altro mi sentivo così impotente nei confronti di una malattia, un disturbo che nutriva entrambe le mie creature di niente, fuorché dolore e sofferenza. Devo ammetterlo, ero quasi rassegnato a vederle appassire, fino a quando non mi sono ritrovato di fronte delle figure a dir poco spettacolari, che è l'equipe dei professionisti che noi mettiamo in gioco quotidianamente. Ma anche qui evidenzia un percorso importante che è necessario intraprendere con l'intera famiglia, quindi con i genitori, con la persona che accogliamo, ma anche con i fratelli e i parenti che in qualche modo vivono in fianco, in relazione con la famiglia stessa. Un lavoro, guardate, a volte devo dire che dà molto a tutti, agli operatori, all'equipe che lavora. A volte affrontare queste giornate è affrontarle in modo forte, ti senti proprio a volte dilaniato nel tuo intimo perché non riesci magari a metterti in relazione con Raffaella, che è appena arrivata in struttura e che non ne vuole sapere di condividere pensieri, riflessioni con nessuno. E quindi è importante trovare il meccanismo di dialogo, di entrare in relazione con. Ultimamente lo stiamo facendo anche, a proposito di cambiamento, attraverso il centro assistito che abbiamo per gli interventi assistiti con gli animali, tra l'altro lì a Susegana, e abbiamo visto che insomma questo aiuta molto, quindi molte attività che le ragazze svolgono all'esterno, alcune le svolgono anche all'interno di questo centro dove ci sono degli animali, si prendono cura degli animali, gli animali aiutano alla relazione, a mettersi in relazione. E abbiamo visto che i risultati, insomma, magari un po' prima riescono ad arrivare, magari, ecco, scientificamente non è provato, però diciamo che è un'attività importante che viene svolta. L'impegno è quello di
affinare, come dicevo prima, quotidianamente la metodologia di intervento e quindi l'assistenza terapeutica, il percorso terapeutico che facciamo con i ragazzi. Ed è un impegno forte, importante, che prevede cosa soprattutto? Alla base, secondo me, e credo che possano condividere anche chi ho al mio fianco, è la formazione dell'equipe professionale, dei professionisti. Da questo non dobbiamo prescindere, quindi tutti siamo in continua formazione. Voi dovete raggiungere obiettivi importanti nella vostra vita, prendere la maturità, iscrivervi all'università, cercare un lavoro, ma ecco, per fare questo la formazione vi dovrà accompagnare, ecco, sempre. E anche per poter essere efficaci nei nostri interventi con i ragazzi non dobbiamo prescindere dal continuare a formarci. È un impegno che ci siamo presi, che ci prendiamo ogni giorno, mi pare, no? E finisco un po' con un detto un po' africano che senz'altro conoscerete, che dice che da soli si va lontano, si corre veloci, ma insieme si raggiungono obiettivi importanti e si va molto lontano, Quindi lo stimolo che vi do e che vi lascio è di mettervi in relazione con i vostri genitori, ma soprattutto con i vostri amici, compagni, e se cogliete delle difficoltà, parlatene in casa, parlatene agli insegnanti, parlatene con i vostri amici e non trasformate la debolezza di un coetaneo, di un amico in qualcosa da non vedere, ma in una ricchezza per voi. Aiutatelo a percorrere la sua vita, insomma, con serenità e affinché si dia tanti obiettivi come ve li state dando voi. Credo, mi rivolgo anch'io ai ragazzi, perché credo che gli stimoli siano stati veramente tanti, anche per quello che forse volete fare in futuro, per il quale vi state formando. Lo stimolo all'educazione continua ci aggrada particolarmente, perché c'entra anche col tema stesso, il significato di questo festival. Vorrei sottolineare una cosa che ha accomunato i vostri interventi, cioè la profonda umanità, perché sono stati anche interventi emozionali, però non per l'emotività fine a se stessa, ma perché proprio l'emotività emerge quando si tocca l'umanità. E questo messaggio di oggi, di questi luoghi che curano ma con profondo rispetto della persona, del suo progetto di vita, della sua libertà, ci ha veramente toccati. Quindi grazie. Abbiamo moltissimi stimoli in arrivo, quindi adesso il ritmo sarà un pochino più veloce perché abbiamo diverse domande. La prima domanda chiedo all'assessora Barbara Denardi di raggiungerci per fare appunto la sua prima domanda ai nostri relatori. Innanzitutto complimenti e grazie a tutti i relatori. Mi sembra che uno degli elementi dei tanti che accomunano le diverse esperienze è un'interazione forte fra mondo privato e enti pubblici. Privato inteso sia come volontariato, sia come non volontariato, attività private economiche. Uno degli obiettivi, è stato detto, è non solo di dare risorse a questi ragazzi, ma anche far emergere le loro risorse interiori che magari per tanti motivi non sono riuscite a fiorire come avrebbero potuto o dovuto. Le risorse sono importanti, quindi anche quelle che ci mette il privato, quelle che ci mette il pubblico in tutta questa operazione, quelle che si fanno emergere dai ragazzi, quelle che danno gli operatori anche a livello personale e individuale a questi ragazzi. Per cui mi chiedo, dalla vostra esperienza,
quanto importante è questa interazione fra pubblico e privato e come si può sviluppare meglio e ottimizzare questa interazione, questa collaborazione per far sì di mettere a disposizione di questi ragazzi ancora più risorse, ancora più possibilità, ancora più prospettive. Grazie. Grazie Assessora. In una battuta facciamo un giro, una risposta a ciascuno. Per quanto riguarda la comunità giovanile è indispensabile, assolutamente indispensabile, senza la collaborazione con il pubblico, soprattutto noi siamo autorizzati e accreditati in area sanitaria, ma insomma in generale con tutti i soggetti che si occupano di aiuto alle persone, questa cosa noi non esisteremo, cioè non saremo presenti. Vi dico una cosa anche qui storica, il nostro fondatore Don Antonio Prai, quando nel 1982 fu istituito il primo servizio per le dipendenze che non si chiamava SERT, si chiamava NOT, una roba del genere, Nucleo Operativo Tossicodipendenze, e quando non c'era questo rapporto così istituzionalizzato fra pubblico e che si dice privato sociale, insomma, che rappresenta tutti noi, in un accordo così fra persone, Don Antonio Prai andò al servizio per le dipendenze che era appena nato, c'erano pochissimi operatori che lavoravano dentro, e prese un accordo per far sì che i ragazzi che erano in comunità giovanile andassero nel servizio a fare il colloquio psicologico e, se c'era bisogno, il monitoraggio medico-farmacologico, in un'epoca in cui queste cose non erano tracciate, si parla del 1982, e quindi noi come comunità giovanile siamo figli del rapporto indispensabile con il servizio pubblico. C'è da dire che oggi i servizi pubblici, per carenza di personale, per cambiamenti socioambientali, per i cambiamenti dei fenomeni che riguardano soprattutto la nostra area, stanno in un momento di grande difficoltà. E quindi noi cerchiamo di alimentare sempre l'attenzione e le esperienze, le innovazioni, i progetti nuovi, però per noi è indispensabile questa cosa, anche perché non accettiamo e non abbiamo mai preso e non vogliamo accettare, per quanto riguarda la nostra esperienza, un rapporto privatistico, no? Perché falserebbe quello che è un rapporto terapeutico, insomma, no? Sì. Grazie. Con la solita sequenza, sì. Sì, anche per noi ovviamente il rapporto col pubblico è essenziale, perché è il pubblico che in qualche modo nei vari servizi presenti ci invia i ragazzi e le ragazze. Quindi sostanzialmente il rapporto è questo. Ecco, c'è un altro aspetto che forse non abbiamo toccato. Come pubblico io penso anche a tutto il mondo della giustizia, in modo particolare per noi dei tribunali dei minori. Allora adesso sapete che con la riforma della legge che stanno attivando sul carcere, sono previste delle forme alternative, in modo particolare alla reclusione, in modo particolare per quanto riguarda i ragazzi che hanno a che fare con noi, quindi i minorenni. C'è questa formula, si chiama di messa alla prova, cioè anziché lasciarti in galera, ti danno la possibilità di essere inserito in, per esempio, una delle nostre comunità, con ovviamente con alcune restrizioni, non possono prendere e andare in giro da soli, magari devono andare a scuola, però dobbiamo accompagnarli, insomma con alcune restrizioni che però permettono al giovane di vivere in comunità, di vivere insieme agli altri, quindi di fare un'esperienza di reclusione che più che fisica, anche se lo è in parte, però è psicologica, nel senso che è una reclusione veramente finalizzata alla rieducazione dei ragazzi. Ecco, questo concetto del fatto che noi aiutiamo anche i ragazzi e le ragazze a reinserirsi in società, di cui ho parlato anche prima, è quello che che noi intendiamo come sostenibilità sociale, perché se questi ragazzi e queste ragazze non fossero aiutati ad uscire dal tunnel, quindi a rientrare nella circolarità della società, finirebbero in galera, finirebbero in mezzo alla strada, con anche costi sociali. Guardiamo anche questo aspetto, cioè quello che oggi il pubblico fa quando ci paga la retta del minore è un investimento, non è un costo, perché il vero costo sarebbe quello se questo diventasse scarto della società. Grazie. Condivido le riflessioni fatte. Senza il pubblico, ecco, non potremmo
anche così portare avanti gli obiettivi per cui nasce anche una cooperativa sociale. Ecco, al suo interno i lavoratori sono tutti soci, ciascuno sono chiamati quindi a condividere strategie aziendali, obiettivi aziendali e quindi ciascuno apportando le proprie competenze, le proprie risorse personali, no? E tutto ciò che in qualche modo viene creato è frutto proprio del lavoro di queste persone che condividono soprattutto inizialmente l'obiettivo di dire: se in cooperativa ci dovessero essere degli utili, di questi tempi ci dovessero, ecco, dovranno e devono essere reinvestiti per la comunità. Noi ci sentiamo parte di questa comunità, ma dico noi, dico tutti, no? Siamo soggetti che, tra le altre cose, il Veneto su questo insegna molto, e la provincia di Treviso anche, ha fatto nascere tante realtà grazie al volontariato, no? Il volontariato ha dato avvio a tantissime iniziative, attività che poi nel tempo si sono consolidate. Nasce la Fondazione La Porta, nasce la cooperativa Insieme si può, nasce... E mi sfugge, sì, la piccola comunità. No, comunità giovanile. Comunità giovanile, normale, scusa. Sì, infatti ecco, sì, no? E nasce proprio dalla forte volontà di alcune persone che volontariamente si erano messe a disposizione delle proprie comunità. Quindi abbiamo subito questo cambiamento a suo tempo, no? Oggi il cambiamento, anche da questo punto di vista, dove lo possiamo trovare maggiormente e come possiamo meglio ciascuno di noi anche sentirsi più attivi nella progettazione, secondo me con la coprogettazione. E quindi credo che dovremmo proprio instaurare proprio delle relazioni condividendo obiettivi, strategie del pubblico e il sociale, portando la sua capacità progettuale, il terzo settore portando la capacità progettuale e individuando quegli ambiti che meritano di essere attenzionati e quindi far nascere o modificare quelle strutture che ci sono e che in qualche modo devono affinarsi alle nuove esigenze che cogliamo. Noi siamo una grande sentinella del territorio, mi sento di dire, no? E quindi è necessario, opportuno che la mettiamo a disposizione del pubblico. Grazie, passerei la parola, se è ancora collegata con noi, sì, mi confermano di sì, Donatella Di Paolo, per un breve commento o una domanda veloce. Allora, prima di tutto volevo fare i complimenti agli ospiti, perché nelle vostre testimonianze, le testimonianze che avete portato, ci avete dimostrato la passione, ci avete dimostrato l'umanità, la responsabilità e l'empatia che si deve avere quando si fanno determinati lavori. Tutte queste passione, umanità, responsabilità e empatia devono averla tutti i soggetti che sono a contatto con ragazzi, sono a contatto con ragazze, quindi educatori, docenti, sono fondamentali queste skills. Abbiamo parlato di cambiamento, avete parlato di cambiamento per gli altri, ma mi è venuta in mente questa domanda un po' particolare, un po' forse anche personale, ma lavorare con ragazzi e ragazze che sono in situazioni di fragilità, riuscire lavorando così come fate con responsabilità a creare in questi ragazzi un'apertura, una visione al cambiamento, quindi essere il cambiamento per qualcuno. Vi ha portato ad una trasformazione e ad un cambiamento personale? Ecco, io questo volevo sapere da voi.
Qui c'è un altro incontro da No, fare. Sì. No, ma ci piace molto questa domanda perché è sempre riflessiva su quello che viviamo noi adulti, certamente. Anche questa è inevitabile perché non si smette mai di scoprire cose nuove, di capire quali sono i nostri limiti, anche le nostre potenzialità. Io non pensavo di poter lavorare in una comunità. Quando lavoravo al servizio per le dipendenze, uno dei miei colleghi, che è stato uno dei miei maestri, il dottor Giuseppe Carpenè, che era uno psicologo sacerdote tra l'altro, dissi in epoca in cui non pensavo di poter fare questo passaggio, mi piacerebbe lavorare, io lavoravo come educatore, insomma in un servizio ambulatoriale, mi piacerebbe lavorare in una comunità perché sento questa esigenza, e poi così dal nulla è capitata questa occasione e forse sono uno dei pochi che si è licenziato dal pubblico per andare al privato, insomma, no? E quindi, e quindi questo è stato un grande cambiamento, un grande momento di entusiasmo, di ricerca. E in comunità ho fatto tante cose e non ultimo in questi ultimi 4-5 anni è capitata l'occasione di lavorare da un punto di vista educativo lavorando la terra, lavorando gli ortaggi, e quindi con i ragazzi, i nostri della comunità e non solo, anche altri soggetti fragili che accedono al nostro progetto agricolo. E quindi è un cambiamento continuo, non si sta mai fermi e questo cambiamento credo che è quello che si testimonia anche ai ragazzi, insomma, no? Che come ripeto, come ho detto prima, loro capiscono innanzitutto chi siamo, più se siamo bravi a fare il nostro lavoro come professionisti. Poi bisogna anche avere i saperi, essere a conoscenza delle nostre potenzialità professionali, ma loro percepiscono chi siamo e se prestiamo loro attenzione e li facciamo sentire persone. Beh, indubbiamente cambi. Vi dico solo che ci sono giorni in cui ovviamente come ciascuno di noi e di voi anch'io ho dei momenti difficili, magari per questioni familiari eccetera, e mi sforzo di uscire da questo blocco che ti provoca quando sei arrabbiato, la rabbia eccetera, andando dai ragazzi, andando a trascorrere un pomeriggio con loro. E questo, la cosa incredibile è che tu entri magari nera ed esci rilassata, stanca, perché ovviamente loro stancano, però con una gioia interiore che ti viene proprio dal fatto di vedere come in questa comunità, in questo gruppo di ragazzini e ragazzine, tu possa dare ma possa anche ricevere. Questa è la cosa bella, che ricevi tantissimo da loro. Quindi che poi la cosa bella è che noi ce lo portiamo anche a casa, perché alla fine i miei figli mi dicono: mamma, sei contagiosa, perché racconti le storie, racconti le esperienze e quindi cominci ad avere il marito che viene a prendere i ragazzi e li porta a mangiare la pizza, i figli che, ecco, cioè, e gli amici. Adesso per il concerto di domenica abbiamo veramente noi volontari contagiato i nostri contatti, i nostri amici, perché vogliamo che sia una festa da condividere, cioè non ci interessa il concerto in quanto tale, che comunque sarà un concerto bellissimo, ma il fatto di riuscire a rimanere insieme, a stare insieme con tutte le persone che in qualche modo hanno sentito parlare della Porta o che la conoscono in modo più approfondito o che già ci sostengono a vario titolo. Però abbiamo bisogno anche noi di far festa insieme, perché sembra semplice, sembra banale, però in effetti ti dà tanta gioia. Quindi sì, a me ha fatto molto bene. Anche noi. Sì. Sì, anche a me ha fatto molto bene. Parto un po' anche dalla mia esperienza di sindaco, dove ho concentrato tante delle mie energie proprio sull'attenzione ai ragazzi, no? Partendo dalle scuole, quindi tutto il livello educativo, ma anche al sostegno di quelle situazioni di fragilità che in qualche modo collievi esserci all'interno del tuo territorio e quindi
promuovendo iniziative proprio a sostegno. Sono stata anche molto criticata, soprattutto dalla parte più anziana dei miei concittadini, perché magari si aspettavano maggiormente interventi, si dice, no, di manutenzione pubblica, le strade, i lampioni, la pista ciclabile, che certo sono cose importanti per una comunità, ma è secondo me più importante, su questo mi sono battuta, ma ho trovato anche una giunta, un consiglio, ecco, ben disposto in tal senso che mi ha sostenuta, proprio di porre una comunità che voleva porre attenzione, su questo abbiamo lavorato, proprio ai ragazzi che sarebbero stato il futuro della nostra comunità. E devo dire che abbiamo un consiglio comunale piuttosto giovane a Breda, no? Quindi è il frutto di un grande lavoro che è stato fatto, anche attraverso i progetti giovani, attraverso iniziative varie, insomma, che nel tempo sono state programmate. Quindi io credo che, insomma, e questo mi ha toccato molto nelle corde, arrivare nella cooperativa e anche oggi, no, confrontarmi con voi giovani, parlare di attività che mi toccano nelle corde, nel cuore, a volte ne esco ferita in qualche situazione che magari affrontiamo, accogliamo, dobbiamo studiare quali sono i percorsi da proporre. Quindi ne esci provata proprio, no? Però alla fine quando tu sai che davanti hai una persona che ha bisogno di te, che ha una sua unicità, una sua specificità e il tuo impegno è rivolto a lei, ecco, questo ti solleva e ti fa affrontare anche le cose più difficili e faticose, insomma, no? che i percorsi ti mettono di fronte. Noi ringraziamo la dottoressa Di Paolo che con la consueta sensibilità ha aiutato questo incontro anche ad essere riflessivo su di noi e quindi ancora di più ringraziamo voi per questa umanità che avete comunicato anche a livello personale. E mi aggancio a degli stimoli che arrivano dalla rete perché ci sono delle persone che fanno delle domande e dei commenti e si rivolgono ai ragazzi in sala in particolare, quindi Caterina per esempio chiede come far capire ai ragazzi e a volte anche agli insegnanti che fanno un percorso di studi in questo settore l'importanza e la responsabilità di fare una formazione attenta e continua. Voi l'avete detto e quindi questa la prendiamo come una sottolineatura. E poi c'è Franca che dice qualche volta ci sono operatori poco empatici e invece i ragazzi e le ragazze che intraprendono un percorso di studi in questo campo devono capire che la loro strada è giusta anche con un accento importante all'aspetto dell'empatia, della relazione, della comunicazione. E beh, noi pensiamo che un modo per farglielo capire sia anche metterli di fronte a persone come voi che testimoniano, oltre alla competenza, i contatti con il territorio, la professionalità, anche proprio la propria umanità, comprese le parti fragili di noi che entrano in gioco. Quindi questa ci sembra un po' la sintesi tra gli spunti che arrivano a casa, la presenza qui degli studenti e quello che voi state portando. Chiuderei con 3 domande che arrivano proprio dalle ragazze e dai ragazzi, quindi vi ringraziamo per il foglio che qualcuno di voi ha compilato e ve le propongo ad persona, cioè una ciascuno e poi ce n'è una con cui concluderemo. Allora la prima è sicuramente per Alessandro perché una ragazza, immagino, chiede cosa ti ha spinto a lavorare con ragazzi con problemi di dipendenza, cioè quando hai cominciato cosa è scattato? Per caso, nel senso io non volevo. Quando ho studiato per educatore professionale all'Università di Roma, ho detto mai con i tossici, E poi il caso ha voluto che per motivi di vita ho fatto un concorso e non sapevo di vincerlo, poi l'ho vinto al servizio per le dipendenze di Conegliano e io volevo andare via da Roma. Roma per fare l'educatore in quegli anni era un contesto molto difficile. Avevo la sensazione che il lavoro di educatore professionale, che ha una grossa incisione sul contesto territoriale della comunità locale, in una città molto dispersiva,
che non era organizzata ancora per municipi come adesso, fosse un lavoro veramente impossibile da realizzare. E quindi volevo andare via, volevo andare in provincia, e quindi ho scelto il Veneto come altre. Il primo concorso che ho fatto, senza aspettarmelo, l'ho vinto, e quindi a quel punto, mi ricordo, fui assunto il 31 dicembre del 93, perché poi c'era la prima finanziaria che bloccava le assunzioni pubbliche, e quindi io in un mese, e quindi per caso, e sono arrivato al servizio per le dipendenze, che avevo letto un libricino che mi aveva aiutato a formarmi, oltre alle altre cose che in qualche maniera avevo studiato, che era un libricino, quei libricini piccoli, era di Cancrini, un importante neuropsichiatra, libri di base, costava 1000 lire, ricordo ancora, e che parlava di tossicomanie. E quel libricino fu per me un'apertura mentale, e poi ho imparato molte cose strada facendo, con la formazione continua, con il dialogo con i colleghi, e ho scoperto che però nel lavorare con ragazzi e ragazze, con persone che hanno problemi di dipendenza, è un lavoro molto difficile, ma è un lavoro molto arricchente per chi ha curiosità professionale, perché ti fa vedere tantissime cose, perché è un lavoro multiprofessionale, multidimensionale, e perché ci sono moltissimi margini di possibilità di cambiamento, perché proprio nell'approccio riabilitativo, quindi di reinserimento che è insito nel lavoro nelle dipendenze, e questa è una cosa che mi ha appassionato tantissimo, e per questo insomma sono rimasto in questo campo. Sì. Spero di andare in pensione presto, però. Sì. Grazie Alessandro. Sono domande molto belle, per le quali è difficile rispondere in sintesi, ma vi chiedo lo sforzo. Allora alla Presidente D'Arros chiedo: come si affrontano le resistenze dei ragazzi a ricevere aiuto? Perché c'è anche una resistenza al cambiamento, alla proposta di aiuto. Prima lei ce l'ha accennato, di questa ragazza Raffaella che non vuole condividere niente con nessuno. Come si vincono queste resistenze? Come si affrontano? Con tanta pazienza, con tanta attenzione nei suoi confronti, con professionalità, e quindi andando a individuare momenti di confronto con i vari professionisti, e cercando di trovare quel pertugio, no, con cui poi riuscire a instaurare una relazione. Si fanno mesi a volte in silenzio, si fanno mesi in profondo silenzio. Però, ecco, nella maggior parte dei casi, alla fine il silenzio viene rotto da un'intonazione di parole proprio. Ed è la cosa più bella. Grazie mille. Pazienza, costanza, crederci nel valore delle persone. Sì. Professionalità vuol dire anche sapere che il cambiamento è possibile per tutti, certo. Grazie. Antonella Caldart, l'ultimo stimolo dei ragazzi. Avete storie particolari che vi hanno colpito nel lavoro con i ragazzi? Immagino che ne abbia tantissime, però qualcuna magari in sintesi di quelle che racconta anche a casa. Ovviamente quelle che ti rimangono più nel cuore sono quelle con i bambini piccoli. Lì ne abbiamo purtroppo tante. Però c'è una ragazza che mi è rimasta davvero impressa, perché lei è entrata, veniva da una situazione in cui la mamma era tossicodipendente e si iniettava la droga di fronte a lei, e anche si prostituiva in casa, quindi sta ragazzina aveva un passato veramente forte. È entrata da noi arrabbiata, quindi non ha parlato per mesi, cercava tutti i modi nel tragitto, magari comunità, scuola, di reincontrare quelli che ormai erano diventati i suoi amici, perché poi anche la ragazzina era entrata nel giro dell'uso di non stupefacenti pesanti, ma comunque insomma diciamo che non era sana nei comportamenti. Va bene, lei un po' alla volta, grazie a questa grande pazienza e professionalità degli educatori, è riuscita a capire quello che le stava succedendo, a decidere anche che cosa voleva fare, e verso i 17 anni è entrata all'istituto alberghiero, quindi ha finito la scuola alberghiera, e verso i 17 anni è riuscita dalla comunità per tornare da questa mamma. Cosa è successo? Che nel frattempo la mamma, che aveva fatto un suo percorso, però era comunque molto ammalata come conseguenza di tutto ciò che aveva fatto nella vita,
Alla mamma, appena questa ragazza è tornata a casa, si è manifestato un cancro e quindi questa ragazza ha dovuto prendersi cura della madre e in qualche modo ha ristabilito un rapporto con questa mamma che era stata persa, un rapporto che l'ha fatta crescere tantissimo. La mamma poi è mancata, lei è rimasta in quella casa, ha trovato lavoro nel mondo della ristorazione e oggi è una ragazza capace di relazioni, ha un compagno, speriamo che un giorno faccia anche dei figli, però tutti tornano da noi, perché il giorno prima quando decidono di sposarsi, quando è il loro compleanno, la prima telefonata chiamano l'educatrice di turno e dicono: posso venire a raccontarti, a festeggiarti? Lei, come tutti gli altri, torna, però decisamente ha acquisito un'indipendenza di cui siamo tutti fieri per lei, però dà anche il senso al lavoro che per tanti anni si è fatto. Grazie. E allora l'ultimissimo stimolo che arriva sempre dai ragazzi, in una battuta, perché ci piace veramente, bravi, chi l'ha scritto non sappiamo chi sia, sono anonime le domande, ma cosa sperate che accada alla vostra fondazione, alla vostra realtà in futuro, cioè cosa le augurate? Comincio io, perché loro stanno pensando, perché io lo so. Io vorrei che chiudessimo, perché non è il lavoro che facciamo noi significherebbe che non sarebbe più necessario e questa sarebbe una vittoria per la società. Quindi paradossalmente sarebbe bello poter chiudere baracca e buttare via le chiavi, significherebbe che non ci sono più i problemi che ci sono oggi. È facile associarsi, come dico ai nostri ragazzi, mi piacerebbe non esistere più. Nell'immediato mi piacerebbe rifare il tetto e il piano di sopra e renderlo antisismico, ma non abbiamo i soldi, quindi sì. Questo è anche un messaggio promozionale: comprate la verdura. Ma con la verdura non si rifà un tetto. Sì. Grazie Alessandro. Allora, partendo dal presupposto che sarà difficile ed è l'augurio comunque che ci facciamo tutto, ecco, io auguro alla cooperativa di crescere dal punto di vista professionale ogni giorno per mettersi a disposizione di chi ha bisogno. Bene, concludiamo allora con un applauso prima di chiudere la diretta. Grazie veramente di cuore. Allora non mi resta che salutare le persone presenti, ringraziare ancora Alessandro Beccagli, Antonella Caldart, Raffaella La Rossa, le altre persone che sono intervenute e dare a tutti l'appuntamento per il prossimo incontro alle ore 15. Il titolo sarà Dal corpo alla parola, comunicare nei contesti educativi con Ferruccio Cartacci. Poi alle 17:30 saremo con Mauro Polacco e l'incontro Eric Kandel, epigenetica, educazione e relazioni d'aiuto. E infine alle 20:30 incontreremo qui in presenza, sempre nell'aula magna della scuola da Ponte, il sociologo Stefano Laffi per un incontro dal titolo Perché dovrai partecipare? Punto di domanda. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti, tenetevi sempre aggiornati sul nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato e vi invitiamo ai prossimi appuntamenti. Buona continuazione di giornata.